Sono circa 2 milioni di euro a disposizione dei comuni che fanno parte del GAL Sicilia Centro-Meridionale per la realizzazione di opere all'interno dei propri territori. Pubblicata la graduatoria dei beneficiari in tutto 10 comuni, ai quali andranno una somma di circa 200.000 euro a testa. Si tratta dei comuni di Licata, Ravanusa, Castrofilippo, Grotte, Comitini, Favara, Palma di Montechiaro, Naro, Racalmuto e Camastra, che tramite i propri uffici tecnici hanno presentato i progetti rispondendo al bando relativo alla costituzione di una rete di atelier multimediali della conoscenza, pubblicato nei mesi scorsi. Gli atelier multimediali della conoscenza sono dei centri museali multimediali per la valorizzazione del patrimonio culturale, immateriale, rurale, del territorio del GAL, dei prodotti tipici locali e delle risorse umane. I centri saranno finalizzati alla diffusione e alla promozione delle eccellenze territoriali, degli itinerari rurali, del patrimonio culturale e immateriale nel loro insieme e costituiranno la rete degli atelier multimediali della conoscenza del territorio Sicilia centro-meridionale. Posso tranquillamente affermare, ha dichiarato il presidente del GAL, il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, che quelli presentati sono progetti di grande valore e di impatto per le nostre comunità. Progetti, aggiunge il primo cittadino di Naro, che porteranno certamente un notevole incremento sotto il profilo storico-culturale, economico e sociale per i comuni che hanno ottenuto i finanziamenti. Sin dal mio insediamento alla presidenza, continua il sindaco Brandara, con i vertici del GAL, il CDA, il direttore architetto Lindo Terrana, l'ufficio di piano, è stato tracciato un percorso ben definito, aiutare l'economia di questo territorio agrigentino delle imprese che operano nel privato, sino ad arrivare al pubblico, come in questo caso i beneficiari sono direttamente i comuni che ne fanno parte. A breve, conclude la Brandara, si potranno avviare lavori di realizzazione. Un plauso va direttamente al GAL per gli istruttori, ai progettisti e uffici tecnici dei comuni che hanno ottenuto il finanziamento per il grande lavoro svolto dimostrando passione e professionalità.